Mister Marcello Villani ti chiede come sta Bolzoni e se riconfermerai il modulo, la formazione per domani. Ma Bolzo non sappiamo ancora, comunque non dovrebbe essere niente di grave, quindi non è una cosa che se la porterà per le lunghe, quindi questa è la notizia positiva. Vediamo un attimo con la dottoressa Chiara come dovremmo gestirlo e soprattutto capire un attimo che terapia dovrà fare. Per quanto riguarda la formazione, se la manterrò rispetto a Carrara, già parlando di Bolzoni, qualcosa potrebbe mancare. Quindi non lo so, vediamo oggi, perché mi preoccupava soprattutto oggi, 48 ore dopo quel campo lì. Mi sono già informato con qualche giocatore che ha recuperato bene, qualcun altro giocatore sta bene, ma ancora ha bisogno di qualche ora per recuperare, quindi poi domani sicuramente abbiamo la fortuna di giocare 5,5 e valuteremo bene. Però l'importante è che ho tutti, a parte Bolzoni, a disposizione. Matteo Bonaccina, prego. Ok, mister, buongiorno. Diciamo che il Pontedera è la classica buccia di banana su cui è facile scivolare dopo aver fatto 2 ottime partite, aver colto 2 ottime vittorie con Como e Carrarese. Insomma, era tutt'altro che semplice portare a casa 6 punti e soprattutto farlo in questa maniera autorevole. Pontedera che ha il vostro stesso rendimento, fondamentalmente avete 8 gol segnati, loro 6, fasi difensive che sono praticamente speculari dal punto di vista dei numeri, e 11 punti in 5 partite. Difficilmente in questo girone si trova un'altra squadra che sta facendo bene come voi in questo periodo, e quindi sulla scorta di questo ti chiedo che gara ti aspetti e che gara dovrete interpretare. Ma ti posso mettere per iscritto che domani sarà una battaglia. Non mi aspetto un gran calcio, non mi aspetterò un gran calcio, perché il Pontedera non ti fa giocare bene, ti costringe a giocare solamente sulle seconde palle. Dobbiamo essere pronti alla battaglia. Non c'è altra principi di gioco, costruzione. Domani gli 11 che scenderanno in campo devono avere la consapevolezza che sarà una battaglia continua e vincerà chi sbaglierà meno. E su questo si innesta magari anche il discorso, magari proprio qual è il margine d'errore che hai ridotto al minimo, diciamo, dal punto di vista dell'esperienza, non schierando gli under né con Como né Carrarese, una scelta che indubbiamente ha premiato. Se è una cosa che rivedremo anche domani o se invece si tornerà anche con le rotazioni nei giovani. Ma i giovani hanno giocato perché, come vi ho sempre detto, c'è un accordo accettato e condiviso con la società. La mia scelta di far giocare gli over è perché dobbiamo, tra virgolette, mettere in questo scorcio di campionato, diciamo, questa parte di campionato un po' più di esperienza, di malizia, e non far pesare troppo al giovane la responsabilità della classifica o dell'inseguire delle vittorie. Sempre qualsiasi cosa, qualsiasi decisione io faccia o prenda agli occhi vostri è sempre condivisa con la società. Quindi questo è giusto che lo sappiate. Sto optando per questo, ma non perché i giovani non meritano, perché adesso è venuto il momento che il giovane deve entrare con più leggerezza e deve entrare senza il peso sulle spalle. È giusto che la responsabilità se la prendono altri giocatori che hanno più partite, soprattutto in una piazza come Lecco, che in questo momento sta spingendo in positivo, e quindi abbiamo bisogno di gente che abbia un certo tipo di esperienza. Fiorenzo Radogna, prego. Buongiorno mister, il Pontedera è una squadra con molti under, è una squadra fresca di gamba che si infila negli spazi, che difende solo sulla carta contro i difensori, in realtà ha un supporto a centrocampo che veramente forse si trova poco in categoria. Dicevamo degli esterni molto giovani, quelli del Pontedera, forse è il loro punto debole. Ma se con gli esterni giovani hanno fatto 11 punti e si trovano nei playoff, non credo sia un punto debole. Sono giovani bravi come ce li abbiamo noi. Hanno l'entusiasmo, hanno ripreso un cammino, hanno un allenatore che non so da quanti anni è lì. 5 anni, 4 anni. Parliamo di un allenatore che ha fatto quasi 200 partite nella stessa squadra, gioca alla stessa maniera e lo fa bene.
quindi hanno gli obiettivi che si sono sempre preposti nella salvezza, nel playoff, e lo hanno sempre raggiunto, quindi è una società, è una squadra che sa quello che deve fare e lo fa con un allenatore da tanto tempo, quindi anche quello è importante. L'ossatura, bene o male, è sempre quella, e in più hanno dei giovani bravi. Noi dobbiamo non guardare la carta d'identità, dobbiamo guardare a noi stessi e pensare e continuare a pedalare avendo ben chiaro l'obiettivo, che sono la costanza dei risultati e soprattutto la fame e la voglia di dimostrare ogni partita che questi giocatori e questa piazza merita sempre di essere onorata tutte le domeniche e cercare sempre di uscire con la maglia bella sudata. Perfetto, mister. Un'ultima domanda, una curiosità personale. Come sta Emmausso? Come va? Allora, Emmausso per me è un giocatore forte. Ha un ruolo ben definito, ma è un ruolo particolare. I davanti stanno facendo tutti bene. E quindi lui deve avere la pazienza, lavorare bene, ma come Liguori, perché Liguori è un giocatore, anche se ha una struttura diversa rispetto a Emmausso, è un ragazzo che si impegna sempre, è andato in tribuna con la Carrarese ed era uno dei più propositivi, era uno che incitava la squadra, col dispiacere della tribuna, ci mancherebbe altro. Però sono ruoli dove lì, in questo momento, i ragazzi che giocano stanno facendo bene, però loro devono continuare così perché li abbiamo presi, perché crediamo in loro, e il loro momento arriverà. L'importante è farsi trovare pronti, allenarsi con un certo atteggiamento e soprattutto cercare di migliorarsi ogni giorno. Grazie. Roberto Frigerio, chiedo a te se hai... No, che se domani è previsto l'impiego di Capogna, il ritorno di Capogna. Roberto, non lo sappiamo ancora, non lo sappiamo perché bisogna... allora, Riccardo non ha niente di particolare. Io lo conosco da 1 anno e mezzo, come se lo conoscessi da 30 anni. Ricky ha bisogno di essere un po'... Incentivato. un po' spinto, stimolato no, stimolato no, perché non ha stimoli. Bravo, hai detto bene Francesco, coccolato, no, devo trovare i termini giusti per capire che Riccardo per noi è come il figlio più grande, che va coccolato, va stimolato, va bacchettato, e il ragazzo ha un fastidio in una zona precisa della gamba, però la risonanza dice che non ha niente di particolare. Adesso stiamo vedendo con la dottoressa di tranquillizzarlo, di fare ulteriori esami per capire. Di sicuro sarà della partita perché molto probabilmente verrà in panchina. Però dobbiamo... Cioè lui è preoccupato perché giustamente dice: se io mi faccio male poi non sono... ci mancano 2 mesi al campionato, quindi tutti hanno paura di farsi male per il rush finale o comunque per... nessuno ha voglia di saltare questa parte di campionato. E niente, cercheremo di tranquillizzarlo, cercheremo di stimolarlo al meglio per quanto riguarda l'infortunio. Non mi viene un po' da ridere perché Riccardo lo conosco bene, quindi dobbiamo tutti insieme, chi una carezza dall'altra, chi una pacca dall'altra parte, però speriamo di averla a disposizione al 100% quanto prima, ma non è niente di particolare. Niente di particolare, perfetto. Matteo, chiedo a te se hai un'altra curiosità per il mister, altrimenti chiudiamo. No, niente di particolare, magari ecco, dato che Fiorenzo giustamente diceva che loro hanno un'ottima mediana, se lì... 3-5-2 Matteo domani, giocherò a specchio, duelli contro duelli, lotta contro lotta. Ecco, magari... Questo volevamo sapere. Ti faccio una domanda, secondo me il giocatore tra i più adatti è Moleri, può essere della partita? Non lo so Matteo, Moleri in questo momento si sta allenando bene, potrebbe essere della partita in corso negli 11, onestamente in questo momento, non lo so, bisogna capire pure come sta Foglia, come sta allora dopo la partita, ancora devo parlare con i ragazzi. Mole si sta allenando bene, non lo so, di sicuro sarà un centrocampo a 3 perché dobbiamo essere bravi nelle seconde palle, dobbiamo essere bravi nei duelli.